Una settimana di incontri e dibattiti per parlare di epilessia, una malattia che porta con sé ancora molti pregiudizi. Ogni anno in Veneto sono tra i 2500 e i 5000 i pazienti che hanno una prima crisi. In totale sono circa 500.000 quelli che soffrono di questa patologia. Ringraziamo tutti gli operatori e le istituzioni che ci consentono di accendere e di dare maggior risalto alle necessità, agli avanzamenti e ai progressi della scienza medica per le persone affette da epilessia. È una settimana che, appunto, come è stato detto, culminerà in un importante appuntamento per i professionisti dell'epilessia con il congresso nazionale della Lice proprio qui a Padova, e la Lice celebra 50 anni di esistenza, quindi hanno ritenuto importante fare questo in una città così importante da un punto di vista di eccellenza della scienza medica. Anche se c'è reticenza nei confronti dell'epilessia da parte dei malati stessi, chi ne soffre però non deve privarsi di una vita normale, dal lavoro allo sport. Tutti i grandi temi delle epilessie, perché ci sono diverse forme di epilessia, i loro rapporti con altre patologie, la necessità di una vita decente e felice possibilmente, sia nella società, sia nel lavoro, sia nella vita, nell'attività sportiva. Quindi un grande contributo che speriamo possa essere dato da questa ulteriore iniziativa di Fuori dall'Ombra, Insieme per l'Epilessia, per sensibilizzare la popolazione e per favorire un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone con epilessia.